Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È morto nella notte per un malore improvviso in casa il direttore del Messaggero Veneto, il piccolo Omar Monestier, bellunese di nascita, aveva 57 anni. Aveva 57 anni Omar Monestier, direttore di Messaggero Veneto e Piccolo, che nella notte è spirato per un malore nella sua casa di Moruzzo. A trovarlo il figlio, che ha subito chiesto aiuto, purtroppo vano. Monestier, nato a Belluno nel 64, dopo la carriera da giornalista vissuta tra Veneto e Trentino Alto Adige, nel 2012 aveva ricevuto l'incarico di direttore del Messaggero Veneto, lasciato dopo 2 anni per ricoprire lo stesso incarico al Tirreno di Livorno, tornando a Udine nel 2016. Dal 2021 alla direzione del Messaggero Veneto si era affiancata quella del Piccolo. Attoniti i colleghi della redazione, con cui fino a ieri aveva lavorato fianco a fianco e gomito a gomito. Nulla lasciava presagire un epilogo così tragico e repentino, nessun segnale portava a pensare che stesse male, fanno sapere da Viale Palmanova. Omar Monestier, da direttore del Messaggero Veneto, aveva impresso una decisa svolta verso il digitale, con il restyling del sito ufficiale del quotidiano svelato solo pochi giorni fa, vissuto, come tutta la sua carriera, in prima linea. Profondo dolore per la scomparsa di un uomo di carattere, di profonda intelligenza e di grande correttezza umana e professionale. È stato espresso dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Nella propria carriera di giornalista, giunto Fedriga, Monestier ha dimostrato di essere un grande direttore per le testate da lui guidate, a partire dal Messaggero Veneto e da Il Piccolo. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dal Presidente di Italia Viva Ettore Rosato e dal Sindaco di Udine Pietro Fontanini. E tutto il gruppo Media Friuli si unisce al cordoglio verso la famiglia e verso i colleghi del Messaggero Veneto per la prematura scomparsa del direttore Omar Monestier. Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto ieri sera a Fontanafredda e costato la vita ad un 55enne di Porcia. Vani tentativi di rianimarlo, è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Un uomo di 55 anni, Raffaele Broccolo, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 a Fontanafredda, lungo la Pontebana. Magazziniere alla Bortolin Chemo, l'uomo residente a Porcia era alla guida della propria autovettura quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Sacile, la sua macchina si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria. I veicoli sono andati completamente distrutti e le condizioni dei due automobilisti sono apparse subito serie, soprattutto quelle di Broccolo, che nell'incidente ha avuto la peggio. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'uomo è morto per i gravissimi traumi riportati. La viabilità a causa del sinistro è andata in tilt e sulla Pontebana è tornata scorrevole soltanto in tarda serata. Broccolo, pochi minuti prima del tragico incidente, aveva incontrato alcuni amici in un locale della zona. Da ieri sera a San Quirino si sta cercando una donna di 71 anni che non ha fatto rientro a casa. Le ricerche si stanno concentrando nella vicinanza di un canale a San Foca dove è stata trovata la sua auto. Al momento le ricerche non hanno dato esito positivo. Da ieri sera a San Foca di San Quirino si sta cercando una donna di 71 anni del posto. Uscita da casa nel pomeriggio, non ha più fatto ritorno. Sono stati i familiari poco prima delle 21 a lanciare l'allarme allertando le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Sacile, supportati nell'operazione di ricerca da vigili del fuoco, cinofili e volontari della protezione civile, hanno ritrovato l'auto della donna nelle vicinanze di un canale nei pressi di San Foca, lungo la provinciale 53 che porta a Vivaro. Il fiumiciattolo è stato passato al settaccio, così come l'intera area circostante, ma della 71enne nessuna traccia. Massiccio il dispiegamento di forze in campo, anche perché le ricerche stanno proseguendo a spron battuto. Le operazioni sono partite ieri sera, abbiamo scandagliato ieri sera un po' con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste e poi stamattina di buon'ora abbiamo fatto un sorvolo con l'elicottero per vedere la situazione, se si riusciva a vedere qualche sagoma nell'acqua. Purtroppo ancora niente e speriamo insomma in futuro di risolvere il problema. E le operazioni comunque continueranno almeno per tutta la giornata di oggi? Per tutta la giornata. Qua siamo noi, i cinofili e tutto lo schieramento che serve in questi casi. Avevano fatto incetta di cantieri con il super bonus, ma metà dei lavori in realtà non erano mai partiti. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode da 24 milioni di euro.
Le Fiamme Gialle di Treviso hanno scoperto una frode da 24 milioni di euro sfruttando il superbonus 110%. Al centro della truffa un consorzio trevisano che aveva siglato oltre 500 contratti tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, ma nella metà dei casi aveva intascato i crediti senza eseguire alcun lavoro. I finanzieri, su disposizione del GIP del Tribunale di Treviso, hanno sequestrato crediti d'imposta per circa 7 milioni di euro, nonché disponibilità finanziarie e immobili per circa 1,2 milioni. Grazie alla compiacenza di un ingegnere attestatore, era stata trasmessa all'Enea documentazione che certificava falsamente l'avvenuta esecuzione dei lavori. Gli scontri dei finanzieri, invece, hanno fatto emergere come, per circa 230 dei 500 contratti stipulati, nulla fosse stato concretamente realizzato. Altri 3 responsabili della frode sono stati indagati per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Contro le stragi del sabato sera in prossimità delle località turistiche del Friuli Venezia Giulia è stata potenziata l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine. Ancora più controlli, tolleranza zero e test anti-alcol, soprattutto nelle località di villeggiatura del Friuli Venezia Giulia in prossimità delle stesse. Per il primo weekend a bollino nero sulle strade della nostra regione, le forze dell'ordine hanno intensificato l'attività di controllo per evitare le cosiddette stragi del sabato sera, quindi con pattuglie soprattutto di carabinieri e polizia locale dotate di etilometro. 2 le patenti ritirate a Lignano, una ad un uomo di 38 anni di Pradamano, l'altra ad un 50enne del posto. Avevano rispettivamente un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,23 e 0,94 grammi per litro. Nei guai anche un 25enne di Monfalcone è stato pizzicato dai carabinieri guidare la Tisana con un tasso di alcolemia di 1,28. Controlli serrati anche a Grado, dove come d'accordi con la prefettura per la stagione estiva sono arrivati i rinforzi alla stazione dei carabinieri. La situazione almeno nei weekend appena trascorso non ha evidenziato particolari criticità. Rientrata l'emergenza incendi sul Carso, spostato il posto di comando avanzato da Iamano a San Michele del Carso, è stata riaperta la statale 55 del Vallone. L'emergenza, almeno per adesso, è rientrata, ma l'attenzione è massima. Sul fronte degli incendi boschivi sul Carso, la situazione è sotto controllo. Ieri mattina le squadre dei pompieri dei comandi di Trieste, Udine, Pordenone, delle colonne mobili regionali del Veneto e dell'Emilia-Romagna hanno fatto rientro nelle sedi di appartenenza. Rimane attivo un presidio dei vigili del fuoco di Gorizia col furgone UCL, unità di crisi locale con funzioni di posto di comando avanzato, una squadra antincendio boschivo e l'autobotte chilolitrica per rifornimento alla vasca antincendio per gli elicotteri. Questa mattina, tra altre cose, è avvenuto il trasferimento del comando avanzato da Iamiano a San Michele del Carso nei pressi di una struttura comunale del comune di Savogna di Sonzo. Ciò consente di liberare la statale 55 del Vallone, sulla quale inizieranno presto gli eventuali lavori di ripristino della segnaletica e la messa in sicurezza che gli operatori valuteranno come effettuare. Oggi si lavorerà al ripristino della circolazione sulle provinciali 15 e 9. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 324, sono stati rilevati con 289 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 6, mentre le persone ricoverate in altri reparti 289. Si registrano 3 decessi, 2 a Pordenone, 1 a Trieste. Accedere a soluzioni finanziarie dedicate, agevolando l'accesso al credito agli imprenditori della filiera per la realizzazione di nuovi impianti o per il loro ampliamento. Mira a questo l'accordo siglato fra Roncadin e Intesa San Paolo. L'accordo è di quelli importanti e mira a sostenere la filiera della pizza surgelata di qualità. Grazie al programma Filiere, Intesa San Paolo e Roncadin hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per consentire alle aziende facenti parte del processo produttivo e distributivo di essere accompagnate nei propri progetti di crescita sul territorio, di internazionalizzazione e di rinnovamento delle proprie strutture produttive, anche accedendo a soluzioni finanziarie dedicate. L'obiettivo perseguito si prefigge di sostenere congiuntamente le piccole e medie imprese del territorio legate alla filiera afferente al marchio Roncadin per accrescere gli sbocchi nei vari mercati mettendo a disposizione strumenti innovativi. In particolare verrà favorito il supporto finanziario verso gli imprenditori della filiera che intendono realizzare nuovi impianti e ampliamenti. Un intervento che rientra nelle iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza a supporto degli investimenti legati al PNRR. Attualmente l'azienda è arrivata a occupare circa 780 persone nell'area pedemontana pordenonese e in un anno realizza oltre 100 milioni di pezzi con un fatturato che nel 2021 ha sfiorato i 150 milioni di euro.
Si è chiusa ieri l'edizione 2022 di Mittelfest, il festival multidisciplinare di Cividale del Friuli, ed è tempo dunque di bilanci. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato da Cividale. A te. Bilancio della 31esima edizione di Mittelfest, ne parliamo con il presidente Roberto Corciulo. Risultati soddisfacenti, numeri importanti, Mittelfest in crescita. Sì, siamo tornati ai livelli pre-Covid, quest'anno per noi era il primo anno post-Covid come numero di aperture, quindi senza i vincoli che abbiamo sofferto durante il Covid, siamo tornati ai numeri pre-Covid con una presenza media in sala del 75% e in crescita, se vogliamo da questo punto di vista, del 31% rispetto all'ultimo anno pre-Covid che era il 2019. Quindi numeri che ci rendono soddisfatti, ma oltre che i numeri che chiaramente magari non tutti, come dire, li guardano in maniera attenta, per noi era importante il progetto di coinvolgimento del territorio di Cividale e di tutti gli spettacoli, e questo ci è stato dato, come dire, atto da parte dei media, del pubblico che ha corso numeroso, che ha visto, che è stato molto entusiasta, quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di far sì che questo festival vendesse la città. Bene, ringraziamo il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo, da Cividale restituisco la linea allo studio. E noi così passiamo allo sport. Si è conclusa con la vittoria dell'Italia, categoria maschile, la finale europea di beach rugby, mentre fra le donne hanno prevalso le austriache. Questo è l'epilogo della spettacolare manifestazione tenutasi ieri a Lignano, promossa dalla Forum Iuli. Ha vinto lo sport, ha vinto il rugby a Lignano, la disciplina che per prima ha inventato il terzo tempo, è stata protagonista delle finali europee di beach rugby organizzata dalla Forum Iuli guidata da Giancarlo Stocco. L'arena Bella Italia è stata il palcoscenico sabbioso dove i finalisti si sono confrontati, caratterizzandosi per grinta durante la gara e per fair play quando c'era da celebrare i vincitori con la complicità di chi invece aveva dovuto soccombere. 2 giorni di sport che nella fase finale è stata raccontata da una lunga diretta da Telefriuli. Hanno vinto nella categoria maschile i ragazzi di Frascati, schiacciando i favoriti francesi, mentre fra le donne hanno prevalso le austriache sulle portoghesi. È stata l'edizione della ripartenza voluta da tutti, ma non solo da noi italiani, anche all'estero. Era palpitante la voglia di ritornare a giocare ed è un grande bene che questo sia potuto avvenire, e soprattutto si spera senza più ulteriori stop, per il bene dello sport ma anche della comunità e di tutti quanti. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.